Fra la CGIL e il Presidente del Consiglio il clima è teso. Da un lato la minaccia di lotta dura del segretario generale confederale, dall'altra la replica di Renzi in diretta TV. I sindacati cosa hanno fatto per il Paese? Le reazioni della CGIL chiamata in causa assieme agli imprenditori. Dove siete stati in questi ultimi 20 anni? Ha chiesto Renzi. Noi siamo stufi di calendari, vogliamo vedere le sue proposte e le vogliamo confrontare con le nostre in maniera serena ma severa. Se queste proposte vanno nella direzione di deprimere ancora i consumi, di voler far pagare la crisi sempre agli stessi, avrà la nostra opposizione. Renzi chi? Stia sereno? Ma no, guardi, la politica deve fare il suo mestiere, provocazione, noi siamo abituati a riceverne molte, che faccia il suo mestiere, che dimostrano i fatti e che trovi anche la discussione, perché bisogna tornare a parlare anche col mondo del lavoro e col sindacato. Forse magari qualcuno può dirci che abbiamo fatto poco in questa società dal dopoguerra ad oggi, ma anche prima della guerra, ma abbiamo insegnato una cosa, che non ci si leva il cappello di fronte a nessun padrone. Neanche a Renzi. I nostri conti sono già pubblici, mi meraviglia che un frequentatore dei siti come il Presidente del Consiglio non vada mai nel sito della CGIL dove può verificare tutte quante le nostre spese. Siamo l'unica organizzazione, tra l'altro, che fa anche il suo bilancio sociale. L'ho trovato, come dire, un elemento di cattivo gusto, soprattutto per chi ha sempre vissuto e vive di politica. Replica il Premier anche dalla Camera di Commercio. Io credo che il Renzi abbia molta esuberanza giovanile che gli consente di fare alcune battute, poi evidentemente andranno un po' ricalibrate perché si renderà conto che non è tutto così semplice di immediato. Vedo che lancia messaggi forti anche all'Europa. Mi auguro che riesca nel suo intento, non sarà così semplice perché in 20 anni si è cercato di fare molto.